Siamo con l'assessore Mimmo Fontana, rappresenta il comune di Agrigento, lui anche ha partecipato al consiglio, all'assemblea dell'ATI che si è svolta ieri ad Agrigento. Ecco, vorremmo capire qual è la posizione, cosa è emerso alla fine del dibattito e qual è la posizione del comune di Agrigento verso Girgenti Acque. Allora, alla fine del dibattito è emersa l'unica cosa che poteva emergere, e cioè abbiamo ricevuto finalmente dopo molti mesi un parere pro veritate dall'avvocato Mazzarella che ha chiarito che per lo scioglimento del contratto, che era il massimo degli obiettivi che l'ATI si era dato quando era nata, non esistono più i presupposti previsti dalla legge 19, ma rimane in campo semplicemente la risoluzione per inadempienza. Quindi nel parere viene detto: verificate tutte le doglianze o le potenziali inadempienze e a quel punto soppesatele con le inadempienze che sono pure contestate da Girgenti Acque all'ATI, e solo dopo si potrà verificare se ci sono le condizioni per la risoluzione o meno. Preso atto del contenuto di quel parere, molto semplicemente l'Assemblea si è impegnata entro il 30 settembre a raccogliere tutte queste doglianze per poi verificarle e per verificare anche assieme all'avvocato Mazzarella se quelle doglianze possono precostituire motivo di risoluzione del contratto. Quindi siamo semplicemente in una fase interlocutoria in cui adesso i comuni hanno capito cosa devono fare se continuano ad avere l'obiettivo dello scioglimento del contratto. Quindi è stata il dibattito che si è acceso in questi giorni è più una tempesta in un bicchiere d'acqua. Nella sostanza si è però fatto un passo avanti, perché visto che l'obiettivo che molti comuni si sono dati a seguito delle delibere dei consigli comunali, che voi ricorderete sono state fatte nell'autunno del 2015, che vanno verso la ripubblicizzazione del servizio idrico, oggi rimane solo quella strada. Dobbiamo verificare se è una strada percorribile. Quindi questo è quello che il comune di Agrigento, assieme ad altri 37 comuni su 43, ha deciso nell'ambito di questo percorso, secondo me di crescita dell'ATI. Io non considero un problema quello che è avvenuto. Penso che l'ATI finalmente, l'assemblea dell'ATI, stia assumendo un ruolo politico che fino a qualche tempo fa non c'era. È chiaro che questo non solleva minimamente oggi il gestore dagli impegni che il gestore ha, perché capisci, il gestore dovrà al più presto muoversi per continuare a fare gli investimenti che deve fare. Non è che il gestore oggi è sollevato per esempio dalla sua quota per la realizzazione della rete idrica di Agrigento. Noi stiamo lavorando perché prima possibile arrivi il decreto di finanziamento, così come stiamo lavorando perché al più presto comincino i lavori pure per il depuratore della fascia costiera e gli impianti fognari della fascia costiera. Bene, in quel caso il gestore dovrà mettere la sua quota parte, dovrà realizzare i lavori se il commissario roller riterrà che tocca a loro fare quei lavori. Quindi nella sostanza non sta cambiando nulla, ma si è avviato un processo di valutazione delle inadempienze del gestore stesso.